Il provvedimento era nell'aria. Non è bastata la lettera di scuse al ministro di origini congolesi Cécile Kyenge per salvare l'assessore ai flussi migratori della regione Veneto Daniele Stival, reo di aver postato in un noto social network espressioni che richiamavano le esternazioni del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli a proposito della somiglianza tra il rappresentante dell'esecutivo Letta e l'ormai fatidico Orango, per di più arricchendo la questione con considerazioni che trasformavano la scimmia nell'autentica vittima. Via la delega ai flussi migratori da parte del governatore Zaia a Stival, che mantiene però la protezione civile e l'identità veneta, ambiti nei quali si va certamente sul sicuro. La partita della delega dell'immigrazione, ne avevamo già parlato con l'assessore fin dalle prime ore, è una partita che si chiude con il ritiro di questa delega che verrà gestita almeno provvisoriamente in questa fase dal Presidente, cioè dal sottoscritto. Una considerazione finale, se ci è consentito. La vera vittima di questo interscambio di considerazioni tra mondo animale e umano risulta proprio l'Orango, con buona pace degli italiani e dei veneti che a fronte di una crisi sempre più implacabile devono sorbirsi kazaki e oranghi, i quali a loro volta con la crisi non c'entrano proprio nulla.